Ok, siamo nella Gipsoteca Libero Andreotti. Prego da questo lato, venga. Da questo... Ehi! Vieni. Come si accende qua? È accesa? Siete arrivati! Finalmente! Era tanto che vi aspettavo. Eccoli! Sono arrivati! Forza, andiamo! No! Andiamo, ho detto! Dai! Avete percorso una strada terribile per arrivare fin qui. Buonasera! Buonasera, benvenuti! Da dove venite? Buonasera! Che maiale! Stasera ci divertiamo. Buonasera, sono molto felice di essere qui. Sono l'avvocato di questo delitto. Delitto, a te! Avvicinatevi. Venite. Piacere, conoscerci. Non mi piacerci. Umani. Sempre e solo umani. Schifosissimi. Come chi sono? Liutea, non ti ricordi? Come non ti ricordi? Sono una donna che ha fatto quello che tu non hai mai fatto. Ho tentato di uccidermi. Lo sai cosa hai fatto? Hai amato un uomo come se fosse stato un dio. Conoscevo bene quello sguardo, l'avevo visto tante volte. Mi voleva, mi desiderava. Poi, naturalmente, è arrivato lui. C'è sempre un lui nella vita, no? Un uomo. Bello, cantante. Oggi è proprio una giornataccia, non so se arriverà Dioniso o Iacco. Come si fa a chiamare quel borioso? Vuol parlare di questi umani? Buonasera! Buonasera! Benvenuti nella nostra trattoria. Io sono Demetra e questo è il mio compagno, Bacco. Il mio vino prezioso non merita di essere gustato da meschine bocche mortali. Solo chi sa lasciarsi trasportare dall'ebbrezza, chi sa godere dei piaceri carnali può gustare il mio vino. Tu no, non riconosco quello sguardo. Un dio m'ha veduta. Un dio. Ma chi? Chi mai? Voi lo sapete? E quando verrà? Ha detto che è il dio tebano. Adesso basta però. Un dio, il più giovane tra tutti gli dei. Dionisio, ti ha vista? E gli piaci? Gli dicono che uccidi ridendo. Ma stai ridendo. Buonasera. Voi sapete chi sono io? Sono Ulisse, quello dei viaggi. Il padrone. Il padrone di questa reggia. Lasciare i giorni, la terra, la montagna e diventare schiuma d'onda, tutto perché dovevi. Dovevi a chi? E poi tu non sei una mortale, sapevi che a niente si sfugge. Come ha potuto toccare i suoi figli? Deve aver sofferto molto. L'ho mai vista piangere? No, no. Medea non piangeva. Respirava la morte e la spargeva. Signore, se volete parlare. Scusate, so che vi sembro pazzo, scusate, ma io non dormo più. Sei ridicolo, tu sei ridicolo, tu, noi! No, qui non si può entrare, è assolutamente vietato.
Scusatemi, ci posso entrare solo io che sono quella che si occupa di tenere bella la gipsoteca. Fingere, bisognerebbe solo fingere sul palco di un teatro o in posti simili. Salve, Adesso andate. adesso andate, alzatevi. Ma pensateci. Ricordatevi di dimenticate. noi. Non dimenticateci, resteremo qui. Voi potete andatevene. Uomini o donne che voi siate, andate ad incontrare la vostra Medea. Andatevene. Non voglio che mi liberate, andate via! Arrivederci, prego. Prego. Ma la vai, su. Vai, prego. Forza, sei andato lo so. Forza, schiamazzi. Voi, cosa avete da guardare? Andate via! Via! No, Odisseo. Odisseo. Addio Calipso. Odisseo. No. No, scusate, volete seguirmi pure in bagno? Andate, andate! Andate a vedere i vostri dei, le vostre ninfe.